Diciamo che è vero che lui è partito da Possagno, è nato ad Asolo, poi a Venezia a studiare, poi a Roma. Roma è diventato un romano, addirittura io penso che parlasse romano. Però è rimasto veneto, anche quando è costretto a firmare la sua sottomissione all'impero di Francia, si firma Signé, cioè firmato, Antonio Canova, con la O stretta, la veneta, Veneto. E quando muore a Venezia aveva già fatto 5 testamenti nella sua vita. Ogni volta che faceva un viaggio internazionale, i viaggi erano molto insicuri, faceva testamento. Lui era molto ricco, non di famiglia, ma lui con le sue opere, la vendita dei suoi marmi è diventato di una ricchezza addirittura sfacciata. In punto di morte lui capisce ormai che insomma è arrivato alla fine, è sfinito, sfibrato, si trova a Venezia, sta per andare a Roma, non se la sente più, cade a letto, è in casa di un amico, l'amico Francesconi, e dice a suo fratello: annullo tutti i miei testamenti precedenti, lascio a te tutte le mie ricchezze, tutte, ma a una condizione, che tu alla mia morte vendi tutte le ricchezze che sono fuori del Veneto, porti i soldi e le opere d'arte che ancora sono nel mio studio nel Veneto e li usi quei soldi a favore delle popolazioni. E quindi nasce il Tempio di Possagno, il Museo di Possagno, la piazza di Crespano, il ponte di Crespano con i soldi di Canova. Quindi non hanno fatto tutto i romani, anche il Canova ci ha dato del suo. Certo, certo.